governo oggi ha assunto un decreto legge che abolisce il finanziamento pubblico dei partiti, quindi da oggi è legge e il regime attuale dei contributi ai partiti. No, non è stato abolito il finanziamento pubblico ai partiti, è l'ennesima operazione di propaganda. Il finanziamento pubblico continua ad esserci sotto forme diverse, ma sempre pescando nelle tasche dei contribuenti. Pure qui il Presidente del Consiglio ha detto che è stato abolito il finanziamento pubblico ai partiti. Qui il Presidente del Consiglio l'ha detto, c'è un piccolo particolare, non è vero, perché 2 per 1000 vuol dire 2 per 1000 di tasse che invece di andare allo Stato, cioè in servizi per i cittadini che quelle tasse pagano, continuerà ad andare ai partiti. Lui è Michele De Lucia, ex tesoriere dei Radicali, uno che dei finanziamenti ai partiti se ne intende. Abolizione? Una bufala. I soldi ai partiti continueranno ad arrivare e saranno sempre pubblici. Tasse erano e tasse rimangono. 2 per 1000 dovrebbe essere versamenti che devono dare, no? Come si fa per tutte. Sono sempre soldi pubblici, non è abolizione del finanziamento pubblico. Un contributo volontario perché dovrebbe essere? Perché 2 per 1000 sono tasse. 2 per 1000 delle tasse che un cittadino dovrebbe pagare. Vediamo un attimo e capiremo. Ma l'ha già fatto il decreto. Sì, e lo valuteremo, dopodiché. Ma è uscito dalla Camera, ce l'avete già valutato. Sì, ma l'ha valutato il governo, adesso valutiamo noi. Il decreto legge è il testo della legge approvata dal ramo del Parlamento, cioè dalla Camera. Non è completa abolizione, è cambiamento di modo con il quale si finanzia la politica. E poi sono previste detrazioni fiscali da paradiso fiscale in terra. Ecco, questo è un miracolo che al governo è senz'altro riuscito. Di che parliamo? In che senso? Nel senso che per i versamenti da 30 a 20.000 euro sarà possibile detrarre il 37% di quanto versato. Di cosa parla il tesoriere? Tasse, o meglio sconti sulle tasse. Per chi dona ai partiti, anche se composti da un solo parlamentare, sconti fino a 26.000 euro. E per gli altri? Per capirlo bastano pochi metri, fino al presidio dei cittadini affetti da malattie degenerative. Poniamo che io volessi donare dei soldi per la vostra causa, non so, per un'associazione che vi sostiene. Quanto posso detrarre dalle tasse? Che io sappia al massimo 500 euro. Se per esempio io versassi 100.000 euro? Sempre 500 euro al massimo. Se dono a un malato posso scontare al massimo 500 euro. Se dono a un politico, lo Stato mi detrae fino a 26.000 euro. A chi mi conviene donare di più?